Dottor Liviero, ci spiega un po' il ruolo del credito cooperativo in queste nuove forme di finanza e come il credito cooperativo supporta le imprese. Intanto buongiorno e grazie per l'invito. Il credito cooperativo veneto e anche del territorio polesano, al quale è rivolta la prossima conferenza, è un ruolo molto importante, con percentuali significative sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto riguarda gli impieghi. Quindi pertanto l'osservatorio che noi abbiamo nel valutare la situazione del credito alle imprese è un osservatorio abbastanza ampio, con delle ovviamente distinzioni che passano anche a diversità importanti a seconda del territorio a cui ci riferiamo. Il credito cooperativo comunque è rivolto prevalentemente al sostegno finanziario a imprese di piccole, medie e micro dimensioni, no? Quindi si parla di non di grandi gruppi, che sono i clienti diciamo preferiti, la clientela preferita dai gruppi bancari più importanti, e quindi è rivolto il credito cooperativo l'attenzione a quelle che sono le piccole imprese, siano esse societarie, società di persone, oltre che di capitali, ma anche imprese individuali, imprese familiari. E questa premessa l'ho fatta perché parlare di credito alle imprese, soprattutto per quanto riguarda la finanza innovativa, che è il tema dell'incontro, è importante definire il riferimento, il perimetro nel quale ci addentriamo, perché per poter entrare nell'ambito della cosiddetta finanza innovativa, ovviamente bisogna avere delle credenziali, oltre che di bancabilità, bisogna avere anche delle credenziali di adeguata struttura organizzativa, amministrativa e contabile. Mi spiego meglio. La documentazione per poter entrare dentro questi nuovi meccanismi non è solo quella bancaria classica, ma è un qualcosa di più elevato. E quindi bisogna che queste imprese siano predisposte per questo tipo di mercato, per questo tipo di offerta che deve ancora comunque prendere piede in maniera consistente anche nel nostro territorio. E le piccole imprese, le micro imprese, per ragioni che è facile comprendere, scontano ancora forti ritardi su questo fronte. Più che parlare di finanza alternativa, io parlerei di finanza integrativa. È una modalità, è un'opzione che senz'altro si potrà, più che si può, perché in questo momento non è così molto opzionata da parte di queste imprese, affiancare a quella che è la finanza tradizionale. Oggi si parla di stretta creditizia, di credit crunch, e effettivamente sono sorti diversi problemi che in gran parte si riferiscono a queste nuove modalità di approccio a cui facevo riferimento, perché tutto è cominciato e cambiato dal 2018, quando l'IFRS 9, cioè quelle che sono le nuove regole a livello europeo per valutare i bilanci, hanno imposto alle società, ma soprattutto alle banche, delle modalità obbligatorie per stimare l'attivo e il passivo, e ovviamente anche per concedere i crediti alle banche attraverso quei meccanismi che vanno a impattare sul patrimonio netto delle banche stesse, con dei limiti posti dalla normativa derivata appunto da queste nuove normative, insomma, ecco. Ecco, dottor Liviero, secondo lei quindi quale sarà il ruolo di questo tipo di finanza? Ci diceva che
per le imprese non è ancora stata del tutto sdoganata, diciamo, ma si affianca al credito e ai finanziamenti tradizionali. Che cosa potrà cambiare in futuro e quali risvolti ci vede, e soprattutto per le aziende che fanno parte dell'area del Polesine e del Veneziano, che rappresentano appunto il territorio di riferimento per la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo? Allora, come dicevo, se parliamo di credito tradizionale, che è la maggior parte delle iniziative che le banche di credito cooperativo esaminano, ovviamente siamo dentro questa stretta creditizia per i motivi che ho anche detto, che costringono le banche tutte, quindi anche il credito cooperativo, perché come sapete il credito cooperativo ormai tutte, anche le piccole banche, le banche di comunità, di prossimità, territoriali, sono state obbligate dal 2019 ad aderire a un gruppo bancario che ha tutte le caratteristiche dei gruppi bancari, diciamo, che conosciamo, importanti sul mercato, che sono riconosciuti come i player più importanti per quanto riguarda la concessione del credito. Ecco, la nostra federazione appartiene a un gruppo di BCC, al gruppo di Cassa Centrale Banca, poi c'è il gruppo ICRE, eccetera. E tutte banche significant, e quindi sono obbligate ad operare questi modelli. Ma c'è anche un'altra componente che limita questo tipo diciamo, di innovazione, insomma, sul credito, ed è quella della situazione economica e finanziaria in generale, con tutti i rischi e le difficoltà che conosciamo, e l'andamento dell'inflazione e anche del tasso di riferimento che è stimato e imposto dalla BCC. Quindi, oltre all'aumento del tasso, che già di per sé genera difficoltà da parte delle imprese a sostenere certi finanziamenti, all'impresa manca, alla piccola impresa manca una cultura di impresa che dia importanza a quella che è la capacità della piccola impresa, della microimpresa, di lavorare su progetti, su piani industriali, su master plan, cioè su strumenti prospettici che facciano intravedere qual è la capacità di sostenere il debito da parte dell'azienda che chiede il finanziamento. Mi spiego meglio. Fino al 2018, come ho detto, le banche tradizionali, già le grandi banche avevano cominciato già a entrare su questo terreno in questo modo. Le banche credito cooperative invece erano ancora ancorate a un modo tradizionale di valutare il richiedente, di valutare le imprese, l'artigiano, il commerciante, il piccolo industriale, eccetera, perché si basava, oltre che su una conoscenza personale, ma soprattutto sull'andamento storico dei dati aziendali. E voi capite che valutando un bilancio adesso, ipotizzando che fossimo chiamati a concedere un credito, siamo in novembre, abbiamo i dati di bilancio, dal 31/12/2022, dati ampiamente superati, che non davano assolutamente garanzie sulla capacità del rimborso del credito che la banca sta esaminando in questo momento. Quindi questo passaggio, questa nuova maturità che le banche hanno acquisito obtorto collo, sono state obbligate, come dicevo prima, e si sono adeguate immediatamente con strumenti, con rating e con tanti altri modelli che sono in uso per la concessione. Dall'altra parte però le imprese non si sono adeguate, parlo delle piccole e microimprese, non si sono adeguate, fanno fatica ad adeguarsi, e questo è uno degli problemi più difficili e più immediati da superare, proprio per la mancanza di questa cultura che non è stata ancora a livello imprenditoriale acquisita. E questo è un handicap importante per questo tipo di imprese, mentre per le medie imprese, le piccole e medie imprese, ma
piccole e medie imprese non sono piccole, sono imprese importanti, no? Ecco, questi strumenti alternativi fanno già parte del loro business, e anche la nostra banca, anche le nostre banche di credito cooperativo hanno già sperimentato da anni, da qualche anno, questo nuovo strumento, questi nuovi strumenti innovativi. In particolare nel Veneto sappiamo che a livello istituzionale Veneto Sviluppo pratica queste forme di finanziamento sia per quanto riguarda i mini bond che per quanto riguarda anche i basket bond. È però una offerta che nel mercato nostro del credito cooperativo ha ancora una dimensione molto poco significativa. E credo che in futuro questo ovviamente prenderà piede e sarà valutato con molta più attenzione e meno sospetto, e quindi si affiancherà sicuramente alle modalità tradizionali di concessione del credito con una premessa molto importante, intendiamoci. Quelle imprese che non rispettano gli equilibri economici e finanziari e hanno difficoltà ad avere dal sistema bancario delle risposte positive alle loro richieste di finanziamento, non avranno risposte positive da questi strumenti alternativi, proprio per le ragioni che dicevo prima, anzi saranno valutate con molta più attenzione e la radiografia sarà ancora molto più specifica da parte di questi istituti finanziari o enti che mettono sul mercato queste offerte alternative di finanziamento alle imprese. Ecco, mi permetto di fare un'ultima domanda, quindi lei ritiene che le aziende, soprattutto le micro e le piccole imprese, debbano fare un cambio culturale Sì. che significa strutturare quantomeno un piano di sostenibilità del credito e delle linee di finanziamento. Assolutamente sì. Serve un salto culturale, un cambio di passo, come diceva lei, ed è anche reso, oltre che necessario, obbligatorio dal nuovo codice della crisi che come si sa, ecco, gli unici che conoscono poco le novità di questo codice, che pure ha già qualche anno, non è una novità dell'altro ieri, impone già alle imprese e non distingue tra piccole, medie o grandi, insomma tutte le imprese, impone già l'obbligo di avere un adeguato sistema amministrativo, contabile e organizzativo proprio per avere la possibilità di monitorare i rischi dell'impresa, la capacità dell'impresa di stare sul mercato, la continuità, come viene definita, aziendale, in modo tale da intercettare quelle che potrebbero essere le sintomatologie che prevengono la crisi delle imprese, in modo tale da dare la possibilità al legislatore giudiziale di salvare, tra virgolette, il patrimonio aziendale, che è un patrimonio costruito da anni, da generazioni, con un know-how che a volte è anche difficile riproporre e rigenerare, in modo tale da assicurare che l'impresa non viene devastata da procedure concorsuali, come è successo, sta succedendo, in modo tale da buttare via sia l'acqua e anche il neonato. Insomma. Ecco, grazie mille allora per il suo contributo molto esaustivo e la ringraziamo appunto per aver contribuito, aver arricchito questa discussione che era già iniziata nello scorso convegno che si era tenuto il 5 di luglio, nel quale era stato dato spazio appunto ai confidi. Questa volta si parla appunto di banche e si sono guardati tutti questi strumenti che richiedono quindi maggior rigore da parte delle aziende. Grazie. Grazie.